Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Debutto stagionale in Serie B-Win allo stadio Rigamonti per il giovane Brescia di Giuseppe Scienza, chiamato a ripartire dopo la retrocessione dello scorso maggio. Avversario è il Vicenza di Silvio Baldini, ritrovato protagonista in panchina al termine di 2 annate di assenza. Rondinelle senza tutti quegli elementi che potrebbero partire negli ultimi giorni di mercato, ovvero Conè, Caracciolo, Martinez, ma anche Cordova e Marecco. 4-3-1-2 per i padroni di casa, con Juan Antonio a supporto di Jonatas e Fexesin. Il Vicenza risponde con Elvis Abbruscato, terminale centrale dell'attacco. Inizia la partita agli ordini dell'arbitro Nasca di Bari. 9 minuto da El Kaddouri a Juan Antonio che si beve Tonucci. Juan Antonio in mezzo e c'è il tocco vincente di Robert Fexesin per il vantaggio del Brescia. Esulta il giocatore ungherese che torna alle rondinelle dopo la parentesi della scorsa Serie B-Win con la maglia dell'Ascoli, nella quale mise a segno 8 reti in 19 partite. Grande la progressione dell'argentino Juan Antonio. E poi per Fexesin è un gioco da ragazzi battere Frison. Ancora Brescia, Fexesin lancia Zambelli, la progressione del capitano di casa che vede El Kaddouri, destro a giro, e Frison deve impegnarsi per mettere la sfera in calcio d'angolo. Sul corner successivo stacca Salamon e palla sul palo. A Frison battuto il centrocampista polacco, vicino al raddoppio. Soddisfatto mister Scienza, Jonatas su punizione, palla non distante dai pali della porta di Frison. C'è solo il Brescia sul terreno di gioco. Sbaglia Gavazzi, si inserisce ancora Jonatas, attenzione, limite dell'area, questa volta il suo destro però non è efficace. Frison può respingere. Al 22esimo finalmente si vede il Vicenza, tiro di Gavazzi deviato da Zoboli in calcio d'angolo, ma è solo una brevissima parentesi. 24esimo da Zambelli a Juan Antonio, un rimpallo, El Kaddouri ancora più difficile della precedente. La parata di Frison in calcio d'angolo. Finisce il primo tempo, i primi 25 minuti sono stati giocati alla grandissima dal Brescia. Il Vicenza vuole reagire in questa ripresa, ma è ancora Brescia con El Kaddouri che va in slalom, in mezzo a 2, in mezzo a 3. Il giovane belga viene però murato dalla retroguardia di un Vicenza sempre in difficoltà. Decimo della ripresa, c'è Daprelà che si accentra, carica il destro che però è centrale, viene bloccato da Frison che chiama i suoi compagni ad avanzare. 57esimo, attenzione, Martinelli buca su Jonatas che non sbaglia di sinistro dall'area piccola. Il raddoppio del Brescia con il primo gol nella maglia delle rondinelle di Jonatas Cristian de Jesus, brasiliano di 1,90 m, classe 89, arrivato lo scorso gennaio in Lombardia. Il sorriso eloquente di mister Scienza. Ora Leali deve intervenire su un tiro di botta, pochi sprazzi di Vicenza, esce tra gli applausi a Juan Antonio, dentro scaglia al suo posto, punizione di Maiorino, anche lui appena entrato. Leali fa la guardia con la palla che sibila sul fondo, si gioca il tutto per tutto Baldini, fuori Tonucci, dentro il brasiliano Alemão. Ultimi minuti, De Maio sfiora il 3-0 ma da buonissima posizione manda sull'esterno della rete. Minuti di recupero, Alemão, slalom, il destro in maniera poco ortodossa ma efficace. Leali mette in calcio d'angolo, fischia Nasca di Bari, Brescia batte Vicenza 2-0.